Allarme rosso a Nuoro, 3 investimenti di pedoni sulle strisce in meno di 24 ore in città. L'ultimo causato da un tamponamento a catena. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Per non perderti le cronache che colpiscono spesso le strade sarde, metti like a questo short e iscriviti al canale. La situazione è critica a Nuoro. Nel giro di poche ore 3 persone sono state investite attraversando la strada. I primi 2 incidenti sono avvenuti in via La Marmora, coinvolgendo un ex vigile urbano e un 74enne. L'ultimo episodio, il terzo, è successo in via Don Bosco in pieno pomeriggio. Lì un'auto ferma per far passare il pedone è stata tamponata e spinta contro la vittima. Fortunatamente in quest'ultimo caso le ferite non sono gravi. Ma com'è possibile che Nuoro registri una frequenza di incidenti così preoccupante? Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia locale di Nuoro, per i rilievi e per accertare le responsabilità. Un episodio che mette in luce un grave problema di sicurezza stradale nel capoluogo della Sardegna. 3 investimenti in un giorno a Nuoro. È emergenza sicurezza stradale? Scrivi nei commenti se anche nella tua città succede qualcosa di simile e iscriviti per altre notizie dalla Sardegna. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo per il prossimo fatto di cronaca. Ciao!